Bentrovati con la seconda parte del nostro telegiornale serale. Un sorriso, una risata, tanta musica sono gli ingredienti di Gran Varietà Demoghe Una Man. Lo spettacolo che Alessio Colautti ha organizzato per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione dello scorso novembre. Il ricavato andrà a favore della protezione civile locale, quella di Cormons. L'appuntamento è lunedì 18:30 al Teatro Miela, mentre Alessio Colautti sarà con me domani mattina anche a Sveglia Trieste dalle 8 alle 10. L'appuntamento è per lunedì 5 gennaio al Teatro Miela con inizio alle ore 18:30. Gran Varietà Demoghe Una Man è il titolo dello spettacolo fortemente voluto da Alessio Colautti, il quale ha chiamato a raccolta un po' di gente con lo scopo di divertire il pubblico, ma anche e soprattutto di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo abbattutasi sull'Isontino a metà novembre. Lo spettacolo vedrà in scena nomi noti e apprezzati dal pubblico triestino. Il circolo Amici del Dialetto Triestino anche che collabora e dico alcuni nomi. Vai. Penso Marzia Postogna, Michela Vitali, Andrea Binetti, Livio Soldini, Paolo Dalfovo, Sabrina Censchi-Goiac e al pianoforte mi piace perché ha immediatamente detto di sì il maestro Marco Ballaven, che si degradisca, quindi la roba l'ha toccata proprio dei vicini, no? La struttura di Gran Varietà Demoghe Una Man è tutta nel titolo, che fra l'altro ricorda quello di un appuntamento radiofonico che per anni ha allietato gli italiani. Sarà proprio un Gran Varietà dove operetta, canzone popolare, di Piaf, una Maldobria, alcuni testi per ricordare Liliana Vambošek. Sì, l'armonia si dedica a questo ed è una cosa che ne fa tanto piacere. I biglietti si possono acquistare in questi giorni alla biglietteria del Teatro Miela dalle 17 alle 19 oppure lo stesso lunedì dalle 17:30, ma anche dal sito del teatro. Non esisti scusante di chi magari dice ma siccome sono un ponte, se lunedì sono Sì. via a sciare, se puoi sempre comunque comprare il biglietto per contribuire alla causa, Certo. anche non partecipando, ecco, quindi è un segno tangibile. Oppure regalare un biglietto a chi Bravissima, siete qua. esatto. E nello spettacolo ci sarà anche una partecipazione da parte di Tele4, quindi venite per avere anche questa sorpresa. Proseguiamo perché dobbiamo parlare di pallacanestro. La Pallacanestro Trieste comunica che a seguito dell'infortunio subito nella gara con la Virtus Bologna, Colby Ross è stato sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità del suo problema fisico. Fortunatamente la diagnosi dello staff medico delinea lo scenario migliore a fronte dell'iperestensione al ginocchio destro subita dal giocatore, dal playmaker della Pallacanestro Trieste, che ha già iniziato la riabilitazione con lo staff predisposto da parte del club. Va detto dunque che Ross non sarà a disposizione per Trento, partita in programma domani ore 17 in trasferta contro Trento appunto, gara molto delicata perché come vedete dal titolo in onda la squadra e coach Gonzalez sono in discussione dopo una serie di sconfitte pesante, ma soprattutto dopo una serie di gare in cui si va periodicamente sotto il primo quarto, poi si rimonta e poi ovviamente la squadra va in difficoltà per queste energie spese nel corso dell'inizio partita, quando regolarmente si va sotto nel punteggio. Quindi una partita importante anche in chiave Final 8 per entrare nelle 8 decisive, al netto della situazione di Trapani che come ben sappiamo rischia a breve di essere estromessa dal campionato, ma al di là di questo la squadra vuole conquistare i propri punti per le Final 8 sul campo. Queste immagini si riferiscono all'amichevole di pre-season proprio con la stessa Trento. Domani ore 17 la partita, ne parleremo domenica, ne parleremo lunedì sera in una puntata speciale del Caffè dello Sport in cui discuteremo con Roberto De Grassi, già capo delle pagine sportive del Piccolo, di pallacanestro, ma poi faremo un po' il punto dell'anno di sport andando a ripercorrere i fatti principali del 2025 dal punto di vista della città sportiva di Trieste, di tutti i successi, le salvezze, le promozioni, tutto quello che sta attorno al mondo dello sport triestine. Poi chiudiamo con i vostri presepi alberi di Natale su Tele4, una mail è il meglio che potete fare mandando un video.
con il telefono in orizzontale come la TV, commerciale.fvg@medianordest.it. E questa sera in chiusura ci godiamo il presepio di Arianna e Nicola di Povoletto. Già vi preannuncio che andremo avanti tutto gennaio perché ce ne sono veramente tantissimi, e grazie per gli invii di video da parte dei nostri affezionati telespettatori e telespettatrici. Vi lascio il presepe, ancora buon anno.